Treviso a Venezia per 2-1. In collegamento con noi dovrebbe esserci Massimo Zennaro. Sì, tra Venezia e Treviso una bella partita, molto intensa, un vero derby. Alla fine è il Treviso che porta a casa i 3 punti. Ma vediamo subito le immagini. Dopo appena 100 secondi il Treviso va in vantaggio, cross radente di D'Agostino, il velo di Barreto, Centi, la palla rimbalza sul palo e finisce dentro. I lagunari provano il tiro da fuori area con Vicente. Facile la parata di Ballotta. Al 17esimo arriva il pareggio, palla in verticale per Biancolino, gran botta di sinistro, 1-1, la gioia del forte centravanti veneziano. Insiste il Venezia, testa di Miramontes per Biancolino, la girata al volo, esce di poco. Ancora Biancolino in evidenza, Erpen in verticale, il tiro sporco del centravanti, Ballotta in 2 tempi. Dall'altra parte Barreto si accentra, cerca il palo più lontano, ma la palla esce. La ripresa, subito molto pericoloso Marchese, il tiro, colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Alla mezz'ora il Venezia reclama un rigore, Erpen atterra in area per l'arbitro, però è simulazione. 5 minuti e il Treviso torna in vantaggio, punizione, Geller salta più alto di tutti e mette dentro. 5 minuti di recupero, Guidoni alla palla buona per il pareggio ma tira lato, l'ultima occasione però è per Bellotto, ma anche lui sbaglia la mira. Alla fine di un bel derby, Treviso batte Venezia 2-1, lì nello studio. Grazie a Zennaro. Carlo, ci sono 2 rigori richiesti dal Venezia. Sì, possiamo vederli con Roberto Totti, andiamo con le immagini appunto a Venezia, andiamo a vedere subito il primo, e questo è Erpen, trattenuto leggermente fuori aria, poi lasciato appena gli hanno tolto la mano dalla maglietta, cade lateralmente, secondo me aveva ragione l'arbitro ad ammonirlo per simulazione. Un altro calcio di rigore su questo tiro di Anderson, vicinissimo Gallo, secondo me anche in questo caso ha fatto bene l'arbitro a non dare il calcio di rigore. Ora in attesa di tornare a Bari per Bari. Novesimo arriva anche il 4-2 di Do Prado, Perugia vince a Piacenza. Vittoria in trasferta per il Treviso sul terreno del Venezia e Centi dopo 2 minuti per il Treviso che porta in vantaggio la formazione ospite. Azione sviluppata sulla destra, il gol dell'1-0 per i trevigiani. Il pareggio è molto bello al 17esimo del capitano Biancolino, di sinistro al limite dell'area, davvero un gran bel gol. Non basterà perché nel secondo tempo in campo Geller al 37esimo il gol partita per lui, 2-1 per il Treviso. Questa è la classifica dopo le gare giocate nel pomeriggio, quindi Lui sbaglia la mira. Abbiamo sentito il risultato, prima della partita i pronostici erano questi. Speriamo che i ragazzi sentano la partita e allora forse riusciamo a portare a casa il risultato. E allora forza? Venezia, speriamo vada bene, dai, noi ci crediamo. Se per Treviso no, sappiamo che sono originali veneziani, però mi dispiace. Sono contento se vince il Treviso, mi dispiace se perde Venezia, avremo un pareggio, sarebbe più giusto per tutti e due. Spero bene per il Treviso, ma è difficile. Chi è che vince? Venezia. Alla spicciolata i veneziani, sulla motonave scortatissimi dalle forze dell'ordine i trevigiani. Arrivano tenuti bene a distanza i tifosi di questo derby veneto. Al fischio di inizio 2 punti in classifica col Treviso davanti, ma anche un'antica rivalità separano le 2 squadre, entrambe partite male in questo campionato, ma entrambe in fase di recupero. E così il derby, oltre che sul campo, si gioca tutto anche sugli spalti, a suon di striscioni e slogan. Sfida equilibrata ed ironica fino all'1-1, poi la doccia fredda che ammutolisce i lagunari e manda in visibilio i trevigiani. E i tifosi del Treviso esultanti hanno intasato stasera il ponte degli Scalzi davanti alla stazione ferroviaria, hanno anche ritardato i treni diretti alla loro città, visto che non si decidevano a salire. La polizia ha dovuto scortarli, esortandoli. Parliamo adesso di una bella mostra in corso a Vicenza. Sono foto